Bentrovati, oggi preparo i spavassinos a Santiga. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare questi dolcetti favolosi sono 200 g di saba, io l'ho già messa dentro un pentolino, 200 g di mandorle pelate e leggermente tostate che poi andrò a tagliuzzare a pezzetti abbastanza grandetti insieme a delle noci che sono 70 g. Dopodiché ho qua 80 g di uva sultanina, uva passa ammollata e strizzata, 50 g di semola rimacinata di grano duro, la scorza grattugiata di un arancio e un pizzico di cannella e di saporita. Queste spezie daranno un sapore eccezionale ai nostri dolcetti. Quindi vado a tagliare grossolanamente mandorle e noci. Ho portato il pentolino sul fuoco e accendo il fornello e aspetto che la saba si scaldi e inizi a bollire. Intanto inizio ad aggiungerci la scorza di arancio e anche le spezie, quindi quel pizzico di cannella e di saporita, e mescolo. Quando la saba inizia a bollire verso anche l'uvetta e mandorle e noci che ho tritato finemente, abbastanza grossolanamente, e mescolo e faccio sì che si amalgami bene il tutto. In ultimo aggiungo la semola e amalgamo bene, facendo attenzione che non si formino grumi, mi raccomando. Lasciamo cuocere qualche minuto affinché si formi una palla e si addensi un pochino. L'impasto è pronto, ho spento adesso il fornello, si stacca perfettamente dalla pareti del pentolino, quindi lo trasferisco su un piatto e lo lasciamo raffreddare prima di andare a dar forma ai nostri pavassinos antigos. Quando l'impasto dei pavassinos antigos non è più bollente, possiamo iniziare a dare forma. Chiamiamo appunto o a piramide o a cupoletta. Non devono essere giganti, che devono avere comunque una porzione, deve essere una porzione. Diamo prima una forma un po' a pallina e dopo l'allunghiamo Dopo aver dato forma a tutti i spavassinos antigos, li lascio un attimino asciugare. C'è chi a 40 gradi li mette in forno per una mezz'oretta. Io preferisco lasciarli asciugare all'aria perché comunque sono già pronti. Dopodiché procederò alla decorazione. Chi li vuole decorare con i diavoletti lo può fare subito affinché la superficie è ancora molto umida, così che i diavoletti aderiscano perfettamente. Io voglio decorarli con una ghiaccia reale, quindi aspetto un attimino, li lascio asciugare un pochino. Con un albume, 200 g di zucchero a velo e qualche goccia di succo di limone vado a preparare la ghiaccia reale che mi servirà per decorare i miei pavassinos antigos. Quindi verso il succo di limone e lo zucchero a velo nell'albume e inizio a montare con una frusta.
inizio pian pianino prima a mescolare per non far volare via tutto lo zucchero e dopo inizio ad andare a velocità massima fino a quando avrò una ghiaccia reale bella bianca e montata. La ghiaccia reale è pronta, bianchissima e bella densa. La vado a trasferire un po' dentro una sacca da pasticceria. Inizio a decorare i spavassinus a Santiga. Ne prendo uno, lo metto su un pezzo di carta forno che così posso muovere in base a come mi serve decorare. Qua ho la mia ghiaccia reale dentro una sacca da pasticceria dove ho fatto un buchino piccolo piccolo per far fuoriuscire la ghiaccia e inizio. Lascio asciugare la ghiaccia reale dopo aver decorato tutti i spavassinus antigos. La lasciamo asciugare circa un'oretta o comunque il tempo necessario prima di andare a impiattarli. Quando i spavassinus sono asciutti vado con dei pirottini di carta piccoli e vado a prendere ogni spavassino e a sistemarlo dentro il pirottino. Gli spavassinus antigos con saba sono pronti. La saba altro non è che una sorta di marmellata di mosto d'uva, viene chiamata anche vincotto o melassa, si può fare sia con il vino, quindi con il mosto cotto, con i fichi d'India, con i fichi. In Calabria viene preparata anche con i fichi e si prepara anche con il limone, con l'arancia, insomma si può preparare con diversi frutti. E se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi a questo canale e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere il mio canale.